Parole vino al tramonto, ma soprattutto parole che hanno un peso specifico, sono quelle del procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella, ospite del primo appuntamento della rassegna nel suggestivo scenario della Casa del Sole di Sant'Anna a Caltabellotta. Il magistrato, da anni impegnato sul fronte antimafia e nella lotta alla corruzione e alle sue infiltrazioni nell'amministrazione pubblica, ha ricostruito le dinamiche che hanno riguardato in particolare questa parte del territorio agrigentino. Dialogando con il giornalista Giuseppe Pantano, Salvatore Vella ha spiegato come è cambiato nel tempo il rapporto tra mafia e politica. Il dialogo tra Cosa Nostra e poteri illegali in questo territorio è un dialogo che nasce da sempre, impastato nel DNA e nella storia di Cosa Nostra, ma è un dialogo in cui Cosa Nostra non è, a mio parere, il soggetto principale. È un soggetto che dialoga, che ha degli interessi, che mette sul campo le sue specificità, ma spesso chi ha il boccino, chi è che decide delle sorti di questo territorio sono altri soggetti che per quel periodo storico sono rimasti assolutamente nell'ombra, perché la figura di protagonista nei giornali lo faceva il sangue sulle strade, e il sangue sulle strade era la famosa piovra o il coccodrillo che erano disegnate nelle pagine di Repubblica, nelle vignette di Forattini. Quella cosa è servita ad altri, perché ha accentrato l'immagine del cattivo su quelle entità che a quei tempi chiamavamo mafia, oscurando completamente tutta una serie di sfraceli criminali che venivano fatti in questi territori. E per chi conosce questi territori sa che il saccheggio di fondi pubblici, la costruzione di opere pubbliche senza un senso o senza, diciamo, una specificità diretta a soddisfare interessi pubblici, non lo ha fatto direttamente Cosa Nostra, lo hanno fatto altri soggetti che avevano ruoli politici o ruoli economici di primo piano, e la provincia di Agrigento in questo ha sicuramente una sua specificità negativa.